Della Camera dei Deputati Gianfranco Fini. In apertura del concerto, il maestro Sabrina Carraro dirigerà tutti i cori che eseguiranno insieme l'inno nazionale. Autorità, onorevoli colleghi, signore e signori, la Camera è davvero lieta di ospitare ancora una volta il concerto di Natale della Coralità di Montagna e voglio esprimere un particolare ringraziamento all'onorevole Erminio Quartiani, presidente onorario degli Amici della Montagna, che ogni anno promuove con grande cura ed entusiasmo questa bella manifestazione. Un ringraziamento altrettanto sentito all'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti Montani per la preziosa collaborazione. Come sapete, si tratta di un evento che ormai costituisce una felice tradizione che si ripete dal 2005 in prossimità delle festività natalizie e che vede protagonisti i cori di montagna che rappresentano una delle espressioni più amate della tradizione culturale popolare italiana. Anche l'edizione di quest'anno, che si svolge nella fase finale delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, presenta 11 cori provenienti da tutta la penisola, a dimostrazione di quanto questo tipo di manifestazione artistica sia diffuso tra i nostri connazionali. Valorizzare questo patrimonio rafforza la comune percezione dell'identità nazionale che è custodita anche dalle valli e dalle montagne, dove sorgono antiche comunità di cui i cori sono espressione autentica e profonda. Le istituzioni devono saper mantenere costante il dialogo con queste comunità anche attraverso la valorizzazione delle loro manifestazioni artistiche e culturali. Il canto corale
rappresenta uno dei momenti centrali di tante festività civili e religiose ed è un motivo di impegno associativo di innegabile rilievo sociale che, come dimostra anche la composizione dei cori, coinvolge, e questo è certamente un fatto positivo, anche tanti giovani. Come forma espressiva e artistica, il coro simboleggia da sempre la voce non di singoli cittadini, ma di una collettività che proprio attraverso il canto manifesta la sua volontà di condividere tanto periodi ed esperienze particolarmente felici, quanto momenti particolarmente difficili, se non dolorosi o tragici. Non a caso, il Risorgimento e la Prima Guerra Mondiale furono fonte di ispirazione di primaria importanza, sia nell'ambito della musica popolare, sia nell'ambito della grande tradizione culturale del nostro teatro operistico. Basti considerare un celeberrimo brano verdiano, il Va pensiero del Nabucco, che il 17 marzo di quest'anno, in occasione della solenne cerimonia del Parlamento riunita in seduta comune alla presenza del Capo dello Stato, è stato eseguito proprio in quest'Aula dall'orchestra e dal coro dell'Opera di Roma, diretto dal maestro Muti. E voglio anche ricordare la toccante canzone del Piave che simboleggia la volontà di riscossa dell'esercito italiano e di tutto il nostro popolo dopo Caporetto. L'esibizione di oggi si aprirà con il canto degli italiani di Goffredo Mameli, diretto dal maestro Sabrina Carraro, alla quale voglio esprimere il mio personale compiacimento per la sua affermazione professionale in un campo per lungo tempo quasi esclusivamente maschile. Sono convinto che anche attraverso il pieno raggiungimento della parità di genere in ogni settore della vita civile si contribuisca a quell'Italia di libertà e di pari dignità che fu sognata dalle generazioni dell'epopea risorgimentale. Il concerto proseguirà con un repertorio che spazia dai canti più celebri della nostra tradizione corale ad altri meno noti, ma che ben si inseriscono nei festeggiamenti del Natale in un'atmosfera intima e suggestiva che sono certo allieterà i presenti e quanti avranno modo di ascoltarci tramite la rete internet e il canale satellitare della Camera dei Deputati. Quindi buon ascolto a tutti e a tutti voi i sinceri auguri miei personali e di tutti i deputati e di tutto il personale della Camera per un sereno Natale. Grazie. Stiamo per ascoltare il coro alpino Col di Lana, sezione ANA di Vittorio Veneto, direttore Sabrina Carraro. I coristi del Col di Lana, conosciuti quali interpreti dei più genuini canti della tradizione alpina e popolare, oltre alla intensa attività concertistica, si esibiscono in ospedali e case di riposo e da 25 anni collaborano con la sezione trevigiana dell'AIL, Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi, che sostengono attivamente organizzando nel corso dell'anno concerti a scopo benefico. Si intitola Carezze, racconta di un tempo lontano, quando il mondo era contenuto in un campo da coltivare e il tempo era scandito dalle stagioni. La campagna, prima sferzata dal vento, poi illuminata da un cielo azzurro e alla fine imbiancata dalla neve, ricorda la nostra vita e i tanti momenti che diversamente la segnano. Le parole e la musica sono di Marco Maiero. C'era il temporale, poco autunno, poi la neve, carezze del domani, di un'ora troppo breve. C'era un corpo
biele, 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 ta biele, genti rosate, biele, ta biele. C'era il temporale, poco turno, poi la neve, poi la neve del domani, di un'ora troppo breve. C'era un colpo d'ala, c'era un eco di cicala, le favole sospese che aspettano la luna, oltre non c'era niente, oltre quel po' di cielo, con la rugiada a dissetare i sogni. Viene da viene, geni rosate, bionde, liriese, viene, 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 da 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 viene, geni rosate, bionde, liriese, viene, 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 da viene, 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 da viene, 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 da viene, 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 viene. Viene ta viene geni rosate, 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 viene, 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 viene ta viene geni rosate, viene, viene ta viene geni rosate, bionde liriese, viene, viene, viene ta viene, 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 viene ta viene, viene, viene. C'era il temporale, viene da viene. Il secondo brano è Preghiera degli Alpini, il cui testo fu scritto nel luglio del 1935 dal maggiore Gennaro Sora, comandante del battaglione Edolo di stanza in Val Venosta. La preghiera piacque subito e fu presto adottata da altri reparti alpini. La musica è di Giovanni Veneri. Perenni ghiacciai
conclusione del concerto, tutti i cori diretti dal maestro Alberto Ambram eseguiranno ora insieme dai banchi dell'aula di Palazzo Montecitorio una immancabile componente del repertorio del classico coro di montagna, La Montanara. È un brano famoso anche fuori dalla coralità ufficiale, che inneggia alle montagne, alla bellezza dei boschi e delle valli, ed evoca i rivi d'argento, le rupi e una capanna immersa nel verde intenso e nei colorati e fioriti pascoli. Le parole e la melodia sono di Toni Ortelli, l'armonizzazione è di Luigi Pigarelli. Su per le montagne, tra boschi e alico, tra l'aspre rupi che già
Quindi, signore e signori, il concerto di Natale della Coralità di Montagna è così terminato. A tutti voi l'augurio di un sereno Natale.